Buona giornata, ben ritrovati in diretta, prima edizione di Antenna 3. Tantissimi temi di questa giornata. Partiamo subito dalla cronaca perché all'alba di oggi si è verificato uno spaventoso incendio in uno storico albergo ristorante del Bellunese che molti di noi hanno visto anche solo transitando. Siamo a Lamon, a Ponte Serra, dove dalle 5 del mattino moltissimi operatori sia in servizio che volontari dei Vigili del Fuoco stanno lavorando per avere ragione delle fiamme, evacuati 6 ospiti. Ci dice tutto in diretta telefonica la collega Tiziana Bolognani che si è recata sul posto. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Lina. Sì, come hai detto tu, le fiamme si sono sviluppate nella notte, qualche minuto prima delle 5 l'allarme. Le persone che erano lì ospitate, 6 fortunatamente tutte incolumi, sono state tratte in salvo. La struttura all'interno della quale le fiamme sono ancora molto alte è praticamente collassata a partire dal tetto. Parliamo di una struttura storica della seconda metà dell'Ottocento che era rimasta chiusa per una quarantina d'anni e poi nel 2017 acquistata con un investimento davvero encomiabile dall'ex assessore di Lamon Davide Pante assieme alla moglie. Nel 2018 la riapertura dello storico ristorante, nel 2019 la riapertura della struttura alberghiera che diciamo è la struttura più bella, riconosciuta come la più bella di tutta la Val Cismon. Si ignorano davvero le cause di questo incendio che potrebbero essere partite da una camera al secondo piano dell'ala est della struttura, ma naturalmente ci sono al lavoro i tecnici dei Vigili del Fuoco, una sessantina di persone assieme agli uomini della Protezione Civile che stanno portando acqua e viveri al personale dei Vigili del Fuoco che è arrivato non solo dalla provincia di Belluno ma anche da tutto il Trentino. Un'immagine davvero che strazia il cuore perché è una struttura, come bene ricordavi tu, che abbiamo sempre visto attraversando la valle del Cismon. Le fiamme non sono state ancora domate e la strada 50, la statale 50 del Grappa e Passorolle è stata chiusa al traffico e infatti ci sono deviazioni in loco da parte di Veneto Strade e per chi viene da Feltre la deviazione consigliata è quella del passo di Crocedaune passando per Pedavena. Questa è una situazione, ci ha detto il sindaco poco fa, una situazione davvero inimmaginabile. L'amministrazione comunale si è detta immediatamente pronta a sostenere anche economicamente la famiglia del titolare di Davide Pante che davvero ci aveva messo il cuore oltre che i propri risparmi per recuperare una struttura che è di fatto il cuore e il simbolo di tutta la vallata del Cismon e di tutto il Lamonese. Lina. Grazie a te Tiziana, appena sarai pronta naturalmente in video con immagini e testimonianze richiedici la linea. Grazie a te, a Stefano Bozzi lì dal Bellunese, da Lamon, davvero immagini impressionanti quelle che abbiamo visto. Noi torneremo con molti altri temi di cronaca tra non molto, ma prima vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio della sua disponibilità, il neo sottosegretario Massimo Bitonci, uno dei veneti al governo, in questo nuovo governo Meloni. Buongiorno Bitonci e ben ritrovato. Buongiorno. Grazie della sua presenza. Allora, sottosegretario al MIMIT, questa nuova sigla, no? Spieghiamo cosa è cambiato al MISE. Eravamo abituati a parlare di Ministero dello Sviluppo Economico, invece ha una nuova denominazione che già denota un indirizzo, possiamo dire, questo ministero retto da un altro veneto, un altro padovano che è Adolfo Urso. Sì, c'è stata questa scelta di dare una collocazione ben precisa all'ex oramai MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, che si chiamerà e si chiama Ministero per le Imprese ed il Made in Italy, e pare abbastanza chiaro qual è la linea
di questo nuovo governo, cioè la tutela delle imprese e la tutela dei prodotti italiani. Quindi mi pare insomma una scelta di sostanza più che di forma. Poi per quanto riguarda le varie competenze e deleghe, il Ministero ovviamente tratta tutte le materie relative alle imprese, quindi anche tutti i crediti d'imposta e tutti i finanziamenti relativi alle imprese, il tema delle telecomunicazioni, che direi che è molto, molto importante, c'è un collegamento, quindi non ritorna il commercio estero che rimane alla Farnesina, ma è stata creata una cabina di regia con la Farnesina, e poi c'è tutto il tema estremamente delicato, soprattutto in questo periodo storico, che è quello delle crisi d'impresa. Io penso che come deleghe avrò proprio questo, le crisi d'impresa e tutte le risorse che devono essere impiegate poi in questo momento, difficile momento storico. Ecco, lei naturalmente dalla sua nomina insomma ne ha già parlato, ma come stanno andando questi primi giorni? Come si trova in questa veste? Lei tra l'altro insomma non è di certo estraneo a questi ambienti economici, ministeriali, insomma è un po' il suo percorso. Ma io ho fatto nel governo Conte 1 il sottosegretario all'economia e ho sempre seguito temi di carattere fiscale e economico, sono dottore commercialista, quindi anche questo è il mio ambiente. Non per questo non seguirò anche le altre tematiche, in effetti poi io partecipo anche a questo tavolo economico. Stiamo lavorando e domani avremo un incontro con il ministro Urso, gli altri sottosegretari e i dirigenti per la predisposizione della legge di bilancio, perché come tutti sanno entro fine anno deve essere approvata la nuova legge di bilancio. Approveremo domani alla Camera questa nota di variazione del documento di economia e finanza, una nota di variazione che arriva ed è relativa ai nuovi dati economici, quindi anche che tiene conto delle maggiori entrate che ci sono state, soprattutto per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, perché spieghiamo a chi ci segue, in un momento di crisi economica e quando aumenta l'inflazione, ormai l'inflazione soprattutto sui beni alimentari ha superato il 12%, il famoso carrello della spesa, aumentano anche le entrate fiscali. Queste entrate fiscali saranno utilizzate per un ulteriore decreto aiuti che verrà approvato questa settimana o al massimo nei primi giorni di settimana prossima, per arrivare fino alla fine dell'anno, e poi la legge di bilancio con degli scostamenti anche importanti. Si parla di 30 miliardi e saranno utilizzati tutti quanti per coprire questo particolare momento storico, e quindi aiuti alle famiglie e alle imprese, quindi rinnovando i crediti d'imposta, rinnovando il taglio delle accise per la benzina e per il gasolio e per aiuti diretti alle famiglie. Esatto, sottosegretario, perché noi sappiamo che insomma anche la tornata elettorale è stata segnata da tappe molto stringenti proprio per arrivare in tempo a questa legge di bilancio, per evitare naturalmente le conseguenze che la mancata approvazione avrebbe avuto. Il tempo ovviamente è molto contenuto, però già dal documento di economia e di finanza, dal NADEF, si può già capire quali saranno i contenuti della nuova legge di bilancio, e soprattutto quello che io dicevo oramai da mesi, ed è stato questo il lavoro che ha fatto il ministro Giorgetti in Europa questi giorni, con un importante scostamento di bilancio che sarà di circa 21 miliardi. Io lo dicevo da tempo che era impossibile non fare uno scostamento di bilancio in questo momento storico, però c'è già un ok da parte, quindi un benestare da parte dell'Europa, e l'utilizzo di questi fondi, come dicevo prima, saranno veicolati soprattutto sul tema degli aiuti alle famiglie e alle imprese, perché comunque il tema dell'aumento delle materie prime e del caro di energia sta colpendo in maniera molto importante le nostre
famiglie e in maniera ancora più importante alle nostre imprese. Esatto, questo le volevo chiedere, che report le arriva dal territorio, anche dal nostro territorio che lei conosce bene? La crisi energetica, insomma, sta davvero mettendo in ginocchio molte realtà. Sì, anche durante la campagna elettorale ho girato moltissime aziende, ma il leitmotiv è sempre lo stesso, cioè nel senso che è difficile quest'anno chiudere i bilanci quando hai un aumento del costo dell'energia che è raddoppiato, triplicato e qualche volta anche quadruplicato. Quindi avremo una situazione molto difficile quest'anno, probabilmente anche nei primi mesi del prossimo anno. Vediamo comunque che c'è un aspetto positivo nell'ultima settimana, nel senso che il prezzo del gas è tornato a livelli più bassi, un po' come lo scorso anno, non come un anno e mezzo fa, quando si pagavano meno di $40, 40 euro, perché ormai siamo alla parità al megawattora. Però insomma il prezzo del gas è abbassato e lo vedremo nelle bollette. Anche qui la bollettazione mensile sta dando dei riscontri positivi, e anche l'ARERA che è l'ente che forma i prezzi soprattutto per quanto riguarda il mercato tutelato, dà dei segnali positivi, nel senso che l'aumento per il prossimo mese per le famiglie sarà ridotto a un 10% rispetto ai mesi precedenti. Ecco, questa tendenza lei come la legge? Cioè, possiamo pensare di essere verso la fine di questo tunnel? Oppure questa resilienza che anche tante imprese, tante famiglie naturalmente, ma il mondo economico sta mettendo in campo dovrà resistere e durare ancora molto? Guardi, ci sono una serie di problematiche. Allora, il costo, intanto l'aumento del costo delle materie prime, che è iniziato, come tutti ben sanno, ancora prima della crisi, quindi prima della guerra con l'Ucraina, e questo è stato dovuto a una strozzatura da parte dell'offerta, perché il famoso bonus 110% ha avuto un riscontro positivo nell'economia, ma è anche vero che ha drogato il mercato, quindi la strozzatura che c'è stata nell'offerta della materia prima ha fatto aumentare di molto, e l'abbiamo visto anche con l'aumento dei costi di costruzione e anche relativo agli appalti degli enti pubblici e anche a livello statale. Infatti, per quello che noi continuiamo a ripetere che una revisione del piano del PNRR va fatto, perché comunque il costo di acquisto delle materie prime modifica in maniera sostanziale quelli che sono gli appalti pubblici, e le revisioni degli appalti e la mancanza che c'è in queste settimane di partecipazione legale è dovuto anche a quello. Oltre al tema delle materie prime c'è questo problema estremamente grave dell'energia, dovuto anche qui alla crisi ucrainica, ma non solo, perché chi ci ascolta sa benissimo che c'è anche un problema di carattere speculativo a livello internazionale. Non si è ancora arrivati a una soluzione di carattere europeo, questo famoso price cap o price cap variabile, quello che stanno studiando in questi giorni. Finché non si arriva a un contenimento dei prezzi dell'energia sarà molto difficile trovare delle soluzioni a breve termine. Però siamo legati a questo andamento altalenante del mercato, non solo noi ma tutta l'Europa. Per quanto riguarda l'inverno, comunque problemi non dovrebbero essercene, perché è stata effettuata nei mesi scorsi una politica molto importante riguardo i giacimenti e le risorse, quindi siamo alla copertura quasi del 100% per quanto riguarda poi il gas che verrà utilizzato durante l'inverno. Certo è che prima finisce questa guerra, anche ovviamente per i danni e quello che sta succedendo in Europa, prima finisce,
meglio è anche per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Senta, lei prima faceva riferimento alla politica fiscale, altro tema appunto di cui si è spesso e volentieri occupata. Politica fiscale, costi del lavoro che rimangono molto elevati, costo del lavoro in Italia. Su questo fronte, ecco, cosa possiamo prevedere che il nuovo governo possa mettere in campo? Verrà replicata la misura approvata ancora alcuni mesi fa e nella legge di bilancio dello scorso anno, quindi un abbattimento del cuneo fiscale e contributivo, ma penso che questo governo voglia anche andare oltre a questo. Sappiamo che è un tema prettamente italiano. Il nostro lavoratore prende una busta paga che è meno della metà. Pensate che se un lavoratore prende 1.000 euro, il costo aziendale è di 2.200-2.300 euro, e quindi abbattere il cuneo fiscale vuol dire lasciare più soldi in busta paga al dipendente, ma un minor costo anche a livello aziendale. Per quello che noi diciamo sempre, il cuneo fiscale deve essere più che altro un cuneo di carattere contributivo, perché la parte più onerosa per le aziende e per i lavoratori ovviamente è il cuneo di carattere, il taglio di carattere contributivo. Per quanto riguarda gli autonomi invece passerà nella legge di bilancio quella che è una mia proposta del 2018 che poi è stata cancellata dal governo successivo, quindi l'ampliamento del regime forfettario, quindi questa flat tax per le imprese, per le piccole imprese, quindi per le microimprese, che attualmente è fino a 65.000 euro di fatturato. Un giovane che inizia l'attività paga il 5% per 5 anni, un'attività invece di altro tipo il 15% per i coefficienti di redditività per 5 anni. Questo tetto verrà ampliato a 85.000 euro con aliquota del 20%, quindi un'ulteriore possibilità per tutti quegli artigiani, commercianti e professionisti per avere un regime super semplificato dove non si tiene la contabilità, e questa è la vera semplificazione. Si emette solamente la fattura senza partita IVA e si fa solo la dichiarazione di redditi, quindi ipersemplificazione. Pensate che questo regime ha tratto fino ad ora 2,1 milioni di partite IVA, con un ulteriore ampliamento a 85.000 euro di volume d'affari si potrà arrivare anche a 2,5 milioni, quindi al 50% delle partite IVA in Italia. Io penso che sia un grande successo di un'ottima idea che abbiamo avuto nel 2018 e che replicheremo anche aumentando quindi la soglia con la legge di bilancio per l'anno 2023. Senta, parlando di lavoro viene da parlare anche di reddito di cittadinanza invece, no? Altro tema che lei ha toccato più volte anche nel corso della campagna elettorale. Si prevedono delle modifiche, ma stiamo leggendo anche sulla stampa in questi giorni che non sarà facile in qualche modo revocare quelli che erano dei diritti ormai acquisiti. È così? È abbastanza chiaro che una parte sostanziosa del reddito di cittadinanza dovrà essere prorogato perché è una misura di aiuto alle famiglie, soprattutto in questo momento di difficoltà. Bisogna eliminare tutta quella parte relativa a quei lavoratori che sono abili al lavoro ma che non lavorano, non accettano di lavorare, e abbiamo visto moltissimi casi e il Veneto è stato particolarmente colpito, visto che noi viviamo di turismo. Ricordiamo che il 13% del PIL italiano è turismo e il Veneto è la prima regione turistica d'Italia. Quest'anno nel litorale veneto, ma non solo, anche in montagna e nelle città d'arte, era molto difficile trovare lavoratori perché molti, soprattutto che si spostavano da altre regioni d'Italia, preferivano percepire il reddito di cittadinanza piuttosto che venire a lavorare e quindi fare anche dei lavori
di carattere stagionale e anche magari anche ben retribuiti. Quindi va eliminata questa parte e poi c'è tutta quella parte di truffe che stanno emergendo da verifiche da parte della Guardia di Finanza di soggetti che non hanno titolo e che comunque hanno questo reddito e quindi percepiscono reddito di cittadinanza. Abbiamo valutato che un'operazione di questo tipo potrebbe far recuperare quasi 1,5 miliardi sui totali 10 miliardi che vengono erogati ogni anno del reddito di cittadinanza. La parte relativa al sostegno delle famiglie, comunque chiamandola in un modo o nell'altro, dovrà comunque rimanere, soprattutto in un momento così difficile dove abbiamo visto un aumento del caro energia, un aumento delle bollette per tutte le famiglie, ma non solo, anche del costo delle materie prime e, come dicevo prima, il carrello della spesa. Il carrello della spesa, che l'inflazione sul carrello della spesa che è arrivata quasi al 14% questo mese, quindi sono soldi che i lavoratori e le famiglie non si trovano in busta paga, con un aumento consistente quindi dei beni di prima necessità. Senta, sottosegretario, lei anche appunto ha un ministero che deve tutelare alcuni di quei prodotti che finiscono nel nostro carrello della spesa, no? Made in Italy e anche enogastronomia, nella nostra terra veneta, lo sappiamo bene. Ecco, questa tutela del Made in Italy in generale, cosa manca secondo lei e dove si deve lavorare? Immaginiamo, sì, naturalmente non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Guardi, noi lo ripetiamo oramai da anni che è un problema prettamente di carattere europeo. Non si può permettere che arrivino dei prodotti dall'estero, magari di bassa qualità, e che vadano in diretta concorrenza magari con prodotti italiani di alta qualità. Quindi il nostro lavoro al Ministero sarà anche quello di tutelare quelli che sono i prodotti DOC, i prodotti tipici dell'enogastronomia italiana, ma non solo, anche per quanto riguarda tutti quei prodotti della manifattura italiana che devono essere tutelati anche con delle barriere, perché noi lo ripetiamo da tempo, delle barriere sulla qualità dei prodotti in Europa vanno assolutamente alzate. Non possono più entrare prodotti di bassa qualità ed essere tranquillamente venduti al pari dei nostri prodotti nello stesso mercato. Senta, le chiedo la pazienza di stare con noi, il tempo di mandare in onda il servizio che ha realizzato la nostra redazione di Trieste sulla scomparsa di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato per 20 anni di Fincantieri, a proposito di eccellenze insomma, del nostro territorio. Vediamo il servizio. Volevo dire a tutti quanti, guardate, io ci sono, insomma, non sarò al timone, però insomma, ci ha passato 20 anni sono tanti, insomma. Era il 9 maggio scorso. Con la voce già rotta dalla commozione, Giuseppe Bono lasciava il timone di Fincantieri che aveva guidato per 20 anni. Nella notte il manager ci ha lasciato all'età di 78 anni. Era nato a Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia, sposato con 2 figli. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Bono ha ricoperto ruoli apicali in numerose aziende pubbliche, dal 93 al 2002 in Finmeccanica, di seguito amministratore delegato di Fincantieri, che in un ventennio ha risanato e rilanciato portandola al numero 1 della cantieristica in Europa, prima al mondo per diversificazione e innovazione, con quasi 20.000 dipendenti, 20 stabilimenti in tutto il mondo. Stretto il legame di Giuseppe Bono con la città di Trieste, che nel 2018, per volontà del sindaco di Piazza, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Io sono nato in un piccolo paese, quindi non posso dire la mia seconda città perché quello era un paese, però la considero uno dei... Tanto è vero che io ci vivo anche a Trieste, quindi potrei stare a Roma, potrei stare a Milano, però io 2 o 3 giorni alla settimana li passo a Trieste.
Non era questa l'unica onorificenza di Giuseppe Bono, che era anche tra l'altro Cavaliere del Lavoro, Cavaliere della Legion d'Onore francese, oltre che membro del Consiglio Generale di Confindustria e presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Laureato in economia e commercio, la sua capacità manageriale, che aveva trasformato in un impero un'azienda in difficoltà, era riconosciuta ovunque, tanto che nel 2006 è stata conferita la laurea honoris causa in ingegneria navale da parte dell'Università di Genova. Sempre presente con orgoglio alla consegna dei gioielli costruiti nei cantieri navali, era ben voluto dalle maestranze e non mancava mai di indicare nei discorsi ufficiali quella che era la sua visione di modello e di sviluppo futuro della produzione in Italia, anche e soprattutto dal punto di vista occupazionale. Abbiamo bisogno che forse le nostre università sfornino più tecnici e meno finanzieri che poi studiano alla Bocconi o alla LUISS e se ne vanno a Londra o in giro per il mondo. No, abbiamo bisogno di gente che resti qui e innamorata di un lavoro che possiamo insegnare a tutto il mondo. Ecco il ritratto che la redazione di Trieste ha realizzato di Giuseppe Bono, scomparso a soli 78 anni. Bitonci, abbiamo visto anche nelle agenzie un commento commosso del suo collega di partito Giorgetti rispetto all'ennesima figura di capitano d'industria che se ne va. Un cordoglio ovviamente e un abbraccio anche alla famiglia di Giuseppe Bono, un simbolo di quella che è la cantieristica italiana, Fincantieri. Questo fa capire quanto sia importante anche attraverso il nostro lavoro al Ministero e l'importante tutela che dobbiamo dare a queste grandi aziende fondamentali per l'industria e le imprese italiane, ed è per questo io mi occuperò, come dicevo, molto anche dei temi legati alle crisi aziendali, ma anche ai temi legati al rilancio di quelli che sono i settori fondamentali e primari che non devono andare via dalla nostra nazione. Importante anche il discorso che ha fatto prima, che abbiamo sentito nell'intervista del Cavaliere, quello del rientro dei cervelli e del cercare di mantenere le eccellenze dei nostri giovani italiani, che non devono andare all'estero ma devono rimanere qui in Italia ed essere impiegati nell'industria e nelle grandi eccellenze italiane. Quindi un lavoro importante sarà anche quello di normare e di continuare a normare, perché esiste già una norma per il rientro di lavoratori di figure così importanti in Italia con agevolazioni di carattere fiscale, ma bisogna cercare di non farli partire e di mantenerli qui in Italia. C'è bisogno anche della grande industria pesante. Abbiamo temi molto delicati come quello dell'acciaio, del tema della crisi dell'Ilva, ma non solo. Insomma, cercheremo di trovare anche lì delle soluzioni. Siamo assolutamente convinti, ma l'ha ripetuto anche il Ministro in questi giorni, che dobbiamo mantenere la cantieristica e l'industria pesante in Italia. Grazie allora a Massimo Bitonci di essere stato con noi, buon lavoro, abbiamo sentito appuntamenti importanti nei prossimi giorni, si comincia a fare e questo governo comincia il suo lavoro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Grazie a Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero per le imprese e la tutela del Made in Italy, come ci ha spiegato. Ora lascio la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo con i colleghi di Venezia che sono già pronti per un importante collegamento che introdurrà il tema su cui cerchiamo di tenere alta l'attenzione in queste settimane, che è quello della sicurezza sul lavoro. A tra poco.
Di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3. Do subito la linea al collega Filippo Fois da Venezia per introdurre questo importante tema su cui continuiamo a battere, come si dice, perché è importante tenere alta l'attenzione, quello della sicurezza sul lavoro e della prevenzione. Buongiorno Filippo. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Qui parliamo veramente di prevenzione in senso stretto e chiedendo un po' la collaborazione di tutti coloro che lavorano nell'artigianato in qualsiasi settore esso sia. Vi presento immediatamente i nostri ospiti, che sono Loris Pancino e Silvana Fanelli. Sono rispettivamente il coordinatore di Cobis Venezia e la coordinatrice di Cobis Veneto. Che cos'è? Cobis è il Comitato Bilaterale per la Sicurezza degli Artigiani, bilaterale perché sono presentate entrambe le parti, cioè la parte datoriale e la parte sindacale. Oggi si è parlato di una nuova app che è scaricabile da chiunque. Per questo c'è un invito alla partecipazione sui near miss, è un termine inglese che significa i quasi infortunio. Voi sapete naturalmente i gravi infortuni sul lavoro che si sono verificati in Veneto in questo periodo, che purtroppo vedono la nostra regione spesso in cima a queste tristi, drammatiche classifiche delle morti bianche. Ebbene, qua invece si analizzano i quasi incidenti, cioè gli incidenti sfiorati, che sono tantissimi e spesso passano sotto silenzio. Adesso ci facciamo un po' spiegare che come è nata questa collaborazione, tra l'altro con l'Università di Ca' Foscari e con la ULS 3 Serenissima. Cosa sono i quasi incidenti? I quasi incidenti sono i near miss, appunto, sono dei mancati infortuni che secondo la nostra visione diventano uno strumento fondamentale per un'attività di prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una attività quindi mirata e precisa. Tant'è appunto che abbiamo avviato in collaborazione con lo Spisal, col Cobis stesso, il CPR, e l'Università Ca' Foscari una campagna di prevenzione sui near miss, cioè la raccolta di una serie di questionari poi elaborati dagli stessi lavoratori o dalle figure sulla sicurezza, che vanno a alimentare una banca dati dalla quale poi potremo avere tutta una serie di informazioni che sono fondamentali appunto per un'attività di prevenzione mirata. Ecco, siccome l'incidente non si è verificato, spesso capita che passi sotto silenzio. Invece, se noi riusciamo a censire anche tutti questi incidenti sfiorati, abbiamo una mole di lavoro enorme sulla quale lavorare. Giusto per fare un esempio, io direi, prima sentivamo il responsabile di Ca' Foscari che ha curato questa app. Facciamo un esempio proprio classico. Lui diceva: io e lei stiamo uscendo dall'azienda, improvvisamente cade un cacciavite che ci sfiora. Chiaramente un near miss, questo poteva essere un incidente mortale, perché chiaramente un cacciavite in testa da 5 metri non può fare bene. Per fortuna non è successo niente, noi l'abbiamo raccolto, siamo usciti e poi siamo tornati a casa. Però se noi facciamo sapere queste cose, mettendole tutte assieme, iniziamo ad avere quello che si diceva prima, cioè attraverso quest'app una mole di tutte le situazioni potenzialmente pericolosissime che possono capitare in un'azienda. Sì, il questionario e questa banca dati serve proprio a raccogliere eventi che non hanno dato vita a un incidente o un infortunio, ma che ci raccontano cosa c'è da fare per evitare che l'incidente e l'infortunio succeda. Quindi che tipo di formazione mettere in campo, quale organizzazione del lavoro studiare per evitare dei fenomeni che si sono già verificati, ma che non hanno dato per fortuna seguito ad un infortunio o un incidente grave. Ecco, questa app è stata presentata ufficialmente oggi e partirà in tutto il Veneto, però c'è già stata una sperimentazione nel veneziano. Sì, c'è già stata una prima sperimentazione che ha visto coinvolte una cinquantina di imprese ed oltre 120 lavoratori nell'area di competenza dell'ASL 3 Serenissima, una prima quindi raccolta di dati che ci ha permesso di elaborare, diciamo così, le prime torte
tecnicamente ed individuare all'interno di questa prima sperimentazione le categorie economiche, le tipologie di mancato infortunio. Da questo poi noi oggi è stata proprio l'occasione per lanciare questa campagna e aprirla poi a tutto il Veneto e a tutti i percorsi formativi che le associazioni datoriali, il COBIS, col coinvolgimento dello SPISA, l'università farà sulla sicurezza per le imprese e i lavoratori. Ecco, le torte naturalmente sono quei grafici che vediamo in cui ci sono le varie percentuali che poi dividono il cerchio in vari segmenti colorati che poi ci dicono dove si svolgono, cioè quali sono le varie voci di sfiorati infortuni. Ecco, come si fa a partecipare? Perché è una cosa molto facile, tra l'altro, ed è tra l'altro anonima. Sì, abbiamo molto puntato sull'anonimato, vista la piccolissima dimensione di queste imprese e la preoccupazione magari che denunciare un mancato infortunio possa creare un problema. Noi proporremo questo questionario scaricabile attraverso un'app in tutti i percorsi formativi, quelli obbligatori che vengono fatti nel sistema artigiano veneto, in tutte le aziende, con tutti i lavoratori, gli RSPP, datori di lavoro, i preposti che noi facciamo attraverso i comitati provinciali, attraverso tutte le parti sociali in tutto il sistema artigiano che aderisce ad EBAV. Si tratta di oltre 390.000 lavoratori e lavoratrici del sistema che potranno accedere. Ci siamo dati un anno di tempo per raccogliere questi dati e fare una nuova elaborazione. Poi ragioneremo di quali dati sono emersi, quindi quali interventi concreti fare, come dicevo prima, sulla formazione e sull'organizzazione del lavoro, e poi come estendere questo strumento fuori del sistema artigiano. Naturalmente sì, lo si allargherà anche all'industria. Io le chiedo un'ultima curiosità, è la prima volta che si fa un'operazione del genere in Italia? Assolutamente la prima volta, difatti l'abbiamo detto, il dottor Finotto l'ha sottolineato durante la conferenza stampa, è il primo in assoluto esempio di banca dati riguardante il mancato infortunio. Se ne parla sempre, se ne parla in ogni occasione, è un tema che viene approfondito nei percorsi formativi, ma questo è un modo concreto e chiaro poi di applicare anche tutta la teoria, no, che alle volte si fa sulla sicurezza, e penso che sia uno strumento fondamentale e utile per tutti, per le imprese, per i lavoratori, ma anche per gli stessi enti che poi fanno prevenzione, perché poi questi dati verranno messi a disposizione di tutti, di tutto il sistema, anche da parte di tutti gli enti, per poi elaborare queste politiche sulla sicurezza. Perché a volte si può trattare di eventi casuali, però se ragioniamo sui grandi numeri a quel punto si possono anche seguire dei criteri scientifici. Tra l'altro ci spiegava il professore Di Ca' Foscari che lui prendeva le mosse da uno studio che era stato compiuto addirittura nel 1931 a New York da un agente assicurativo che stava studiando poi gli infortuni sul lavoro. Bene, con questo per ora è tutto. Naturalmente noi poi approfondiremo questo tema anche nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Lina, io ti restituisco la linea. Grazie Filippo, grazie ai tuoi ospiti. Io introduco i nostri ospiti in collegamento con lo studio. Saluto e ringrazio la dottoressa Angela Maffeo, ben ritrovata, direttrice dello SPISAL di Treviso. Buongiorno, ben ritrovata dottoressa. E Mauro Visentin, che è segretario generale della CGIL di Treviso. Grazie e ben ritrovato Visentin, buongiorno. Abbiamo sentito nominare lo SPISAL varie volte, dottoressa Maffeo, perché naturalmente quando si tratta di sicurezza sul lavoro e soprattutto di prevenzione, perché noi siamo abituati a vedere i vostri ispettori, i vostri tecnici purtroppo sui luoghi magari di brutti incidenti, se non addirittura mortali purtroppo, ma sappiamo che voi avete un importante impegno sul fronte della prevenzione, è così? Beh, noi apparteniamo, buongiorno a tutti, apparteniamo al Dipartimento di Prevenzione,
quindi è fondamentale per noi questa mission. È venuta fuori nel corso degli anni anche la necessità di rappresentare un organo di vigilanza, però rimane questo aspetto che è l'aspetto di prevenzione, e ci stiamo muovendo in questo senso, seguendo i piani mirati della Regione Veneto. Stiamo portando avanti diversi programmi di prevenzione. Eppure, dottoressa, abbiamo visto riportato dalla classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore proprio in queste ultime ore come la marca trevigiana purtroppo abbia una brutta posizione in classifica, chiamiamola così, sul fronte degli infortuni sul lavoro. È addirittura 92esima in Italia e non è un dato buono. Purtroppo sappiamo che là dove c'è una concentrazione naturalmente di attività, di imprese, l'infortunio può capitare più facilmente purtroppo, ma come ci possiamo spiegare questo dato? Per quanto riguarda questo dato, io diciamo che stamattina ho comprato la Tribuna appositamente. Qui si sono verificati lo scorso anno il 33,69 infortuni o incidenti sul lavoro ogni 1000 abitanti. Dai dati della Regione Veneto noi invece passiamo, per quanto riguarda gli infortuni, da un tasso grezzo per 1000 lavoratori del 2010 di 30,4 nel 2020 a 15,6, quindi io non mi ritrovo con questo 33,4. Bisogna dire che anche il dato va letto, deve essere letto correttamente. Proprio l'altro giorno in prefettura, in una riunione del comitato territoriale, si parlava di questo. L'INAIL ci dice quante sono state le denunce di infortunio. Noi abbiamo un abbattimento del numero da 13.000 segnalazioni o denunce in un anno a 4.215 infortuni riconosciuti in occasione di lavoro. Questo per quanto riguarda industrie e servizi che rappresentano la maggiore fetta. Quindi direi di prendere un po' con le pinze questi nostri dati. Per quanto riguarda poi gli infortuni mortali, anche qui abbiamo una certa discrepanza sui numeri, fermo restando che anche per un solo infortunio il problema persiste, e soprattutto nel nostro territorio di competenza abbiamo un fenomeno che è quello degli infortuni in itinere e degli incidenti stradali, che in qualche modo ci penalizza tantissimo nei numeri. Esattamente. Allora, Mauro Visentin condivide questo quadro che dalle parole della dottoressa Maffeo sarebbe leggermente meno grave rispetto a quello che è emerso in queste ore dal rapporto sulla qualità della vita. Di certo, come diceva la dottoressa, anche un solo infortunio insomma è da evitare. Beh, io penso che il tema non sia quanti infortuni, se siamo un punto in più o un punto in meno rispetto all'anno precedente, anche perché sarebbe più utile andare a verificare una serie storica magari più ampia, anche per avere un dato omogeneo. Soprattutto parlo per gli infortuni gravi, perché può esserci il caso dove quell'anno c'è un infortunio in meno, ma l'anno precedente magari ce ne sono stati 2 in più o viceversa. Io credo che bisogna provare a ragionare su
perché succedono gli infortuni e su cosa mettiamo in campo per evitare che questi succedano. E penso che il nostro impegno, la nostra battaglia assieme anche alle istituzioni, il tavolo della settimana scorsa in prefettura, ma anche negli incontri che abbiamo già in programma la prossima settimana, credo dottoressa, con l'ULSS, ci portino a entrare nel merito delle questioni e ci portino a dire, per quanto mi riguarda, che bisogna cambiare la mentalità con cui ci si approccia al lavoro, dove ancora adesso prevale molto spesso la logica di dover eseguire il lavoro purché sia, e invece dovremmo pensare che soprattutto per i nuovi lavoratori, per i giovani, vada fatta una formazione dove prima si mette la sicurezza del lavoratore, la sicurezza del luogo di lavoro, e dopo arriva l'operatività dentro alla produzione. Ecco, io credo che bisogna partire da là, iniziando a chiederci se quanto abbiamo fatto è sufficiente, e i dati anche per un infortunio solo ci diranno senz'altro di no. Ecco, prima di proseguire chiederei alla regia di collegarci con Padova, dove la collega Valentina Visentina è pronta a parlarci di superbonus, perché questo è un altro dei temi che hanno un pochino in qualche modo aumentato purtroppo le statistiche, perché naturalmente non solo sono spuntate nuove imprese, ma si è dovuto appunto tutto in un colpo provvedere a tutta una serie di nuove commesse. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, qui con me c'è il presidente di ANCE Padova, Alessandro Gerotto. Questo pomeriggio ci sarà un importante convegno dove sarà presente in collegamento anche il neo ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso. Si pensa alla Padova del futuro, ma intanto più stringente è la situazione del super bonus. Come sta andando dopo i timori di quest'estate? Abbiamo ricevuto proprio questa mattina i dati del Veneto, stiamo parlando di 5 miliardi in tutto il Veneto, sono tantissimi. Padova supera probabilmente il miliardo, e quindi vuol dire tanto lavoro. L'applicazione media, adesso vediamo che i condomini stanno superando le unifamiliari, l'investimento medio è di 600.000 euro, e qui, soprattutto nella nostra piazzetta, possiamo vedere la differenza tra un condominio appena restaurato, col super bonus, e un condominio di vecchio stampo. La differenza è enorme, quindi il vantaggio c'è. Probabilmente il governo sta lavorando per continuare il super bonus, però in decalage, quindi avremo probabilmente un 90-80% confermato per il prossimo anno, con una cifra annua probabilmente da confermare, di cui vi daremo dati molto breve. Ecco, questo significa che però molte imprese potrebbero rischiare di chiudere. Lei, come prospettiva, immagina il 2023 come anno di selezione delle imprese, cioè i più forti resteranno operativi? Sì, i più deboli probabilmente salteranno oppure verranno acquisiti dai più grandi. Questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa, succederà, e probabilmente la grande crisi è data dal fatto che c'è stato un blocco nell'acquisizione dei crediti, quindi c'erano tanti crediti che non erano genuini, che purtroppo hanno subito dei rallentamenti. Un'altra notizia appena arrivata è che Poste ha ribloccato di nuovo per una certa sentenza, per 4 sentenze del TAR, quindi tutto questo deve essere commisurato, deve essere supportato soprattutto dai nostri uffici ANCE, dal nostro staff, per dare ancora una volta la garanzia che le ditte non muoiono e che ci sia un proseguo soprattutto dei lavori, soprattutto quando ci sono dei finanziamenti pubblici. Un'ultima cosa, Padova si sta preparando con l'arrivo di grandi opere, parliamo della nuova questura, il nuovo ospedale, sono insomma appalti importanti. Cosa chiedete al ministro Urso? Cioè come si devono preparare le aziende per guardare alla città del futuro? Il ministro Urso darà sicuramente quelle che sono le indicazioni dal punto di vista economico.
visto che rappresenta soprattutto le imprese e soprattutto rappresenta il Made in Italy. Noi vogliamo che le ditte di costruzione siano fiere delle costruzioni che fanno e che possiamo portare avanti questo marchio Made in Italy che noi stiamo portando avanti in Italia e nel mondo. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla collega Valentina Visentini e al suo ospite. Dottoressa Maffeo, avrà sentito parlare di questo super bonus che ha un po' stravolto, no, il quadro anche del mondo del lavoro in edilizia, in particolare nel post pandemia. Si è spesso detto che purtroppo questo in qualche modo ha fatto sì che magari venisse messa a lavorare anche gente che magari aveva un'esperienza limitata. Voi che riscontro avete su quelle che sono state poi le conseguenze nell'ambito che voi monitorate? Diciamo che su 10.000 notifiche preliminari pervenute, il 5% doveva essere in qualche modo screenato. Noi ne abbiamo viste circa il 10%. E che cosa abbiamo rilevato? Abbiamo rilevato una fortissima presenza di manodopera straniera, ma anche di imprenditoria straniera, che molto spesso ignorava quasi completamente. Infatti abbiamo effettuato diversi interventi congiunti con l'Ispettorato del Lavoro, abbiamo effettuato diverse sospensioni facendo seguito alla normativa che è stata poi emanata lo scorso anno nel 2021, la 215, la 146, e sono venute fuori insomma notevoli violazioni collegate soprattutto a questa presenza di imprenditoria straniera. Ecco, e questo naturalmente immaginiamo che in qualche modo insomma aumenti il fattore di rischio, nel senso che i percorsi che le aziende storiche, insomma le imprese compiono sul tema della formazione sono articolati, complessi, di lungo periodo, e in questo caso evidentemente mi pare di capire che ce ne fosse poca. Non a caso è stato con grande piacere che ho appreso l'innovazione dell'applicativo del COBIS, perché in ogni caso quella che viene a mancare spesso, più che l'adempimento e l'adesione e l'aderenza alla normativa, viene a mancare la percezione del rischio. Si fanno, come diceva il dottor Visentini, si fanno delle cose per aumentare l'operatività senza essere formati, senza essere opportunamente addestrati, e io aggiungerei senza aver accertato e verificato un'idoneità non solo fisica ma anche tecnico-professionale a quelle che sono le mansioni specifiche. Infatti noi stiamo svolgendo in questo momento come Spisal un progetto sperimentale in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sull'applicazione della metodologia audit. Abbiamo iniziato nel manifatturiero, in modo particolare nelle piccole e medie aziende, proprio per riuscire a comprendere e far emergere quelle che sono le mancate percezioni del rischio. Chiaramente quando manca la percezione del rischio o nel lavoratore molto giovane inesperto o nel lavoratore molto esperto che superficialmente affronta alcuni tipi di lavorazioni, alcuni tipi di mansione. Abbiamo screenato 8 aziende, adesso durante questa settimana ci sarà la seduta finale di questo progetto con circa 500 lavoratori, e sono
sono stati studiati proprio i near miss rilevati e le violazioni, o più che violazioni, le difformità che potrebbero essere state rilevate, perché in questo programma chiaramente le violazioni vanno incontro alle prescrizioni di norma, le difformità sono oggetto di un'azione di miglioramento e quindi ci si appresta a poter essere vicino alle aziende anche per determinare oltre che l'acquisizione di un sistema di gestione della sicurezza, anche e soprattutto una capacità di autoanalizzarsi insieme con le associazioni datoriali e con le associazioni di categoria. Che cosa ha fatto il Dipartimento di Prevenzione in questo senso? Ha messo su anche è stato deliberata la formazione di un ufficio assistenza alle imprese che servirà proprio per dare una maggiore apertura, cosa che spesso l'ufficiale di polizia giudiziaria non può dare o non riesce a dare, anche per la molteplicità delle azioni che bisogna portare avanti, e che sarà a disposizione anche per l'edilizia e anche per l'agricoltura. Benissimo, perché poi il settore dell'agricoltura è uno di quelli in cui accade più spesso, dottoressa, quello che lei diceva prima, il lavoratore esperto che ha fatto magari quella manovra col trattore 1000 volte o che ha pulito quella cisterna o che insomma tutta una serie di cose e che poi purtroppo incorre in un infortunio, in una situazione di grave rischio se non letale che non immaginava. Mauro Visentin, c'è una responsabilità naturalmente dell'impresa, ma c'è una responsabilità anche dei lavoratori che va inculcata in qualche modo, no? La formazione serve a questo, ma oltre alla formazione ci vuole proprio una coscienza del rischio sul luogo di lavoro e abbiamo sentito accennare prima anche in strada per chi magari percorre tanti chilometri. Assolutamente sì, proprio per questo prima parlavo di cambio di mentalità, cioè come ci si approccia al lavoro e come si mette in priorità la situazione come dire, della sicurezza personale e anche di chi ovviamente mi sta accanto. Scusate. E pertanto, come dire, questo è uno degli aspetti che noi dobbiamo provare a modificare. Le facciamo bere un bicchiere d'acqua, Mauro. Purtroppo l'inverno è arrivato e lo sappiamo tutti. Beva tranquillamente un bicchiere d'acqua che, visto che il tempo è poco, chiedo a tutti e due di rispondermi velocemente anche su un altro tema. Dottoressa Maffeo, il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, se ne è parlato tanto, purtroppo visto quello che è successo anche non lontano da casa nostra, da Treviso, qui a Noventa di Piave. È da rivedere l'alternanza scuola-lavoro? Ci sono regole da rivedere secondo lei? Beh, giunge con una tempistica perfetta, perché qualche giorno fa abbiamo avuto un incontro proprio qui a Treviso presso l'Istituto Palladio con la scuola edile, con il geometra Martin e il SIRVES, il centro di riferimento per le scuole della Regione Veneto. Era rappresentata la provincia di Treviso dal professore Sardo. Si è parlato molto anche perché noi siamo partiti come Spisal all'inizio, quando c'è stato il primo infortunio, abbiamo iniziato un'azione a tappeto nelle scuole in maniera, devo dire, molto artigianale, molto così improvvisata, estemporanea, però abbiamo contattato circa 1000 studenti, una metà in videoconferenza e una metà in presenza, dove
abbiamo portato tutta la nostra esperienza, soprattutto in queste scuole abbiamo portato delle simulate dei nostri infortuni, abbiamo portato l'azione e il punto di vista dello SPISAL, che non è quello teorico del tutor aziendale, tutor scolastico, che sono le due figure predominanti, ma sono quelle di mostrare come avvengono gli infortuni, qual è stato il fattore determinante che ha provocato l'accadimento e quali sono le norme, i dispositivi di protezione, tutto quello che bisogna affrontare. Proprio meno di un mese fa in Regione Veneto è stato riunito il comitato ex articolo 7 di coordinamento, al quale è stata sottoposta la bozza delle linee di indirizzo per i percorsi PCTO e prossimamente dovrebbe riunirsi di nuovo questo comitato per dare le eventuali integrazioni oppure validare quella che è stata la proposta della Regione attraverso i SIRVES. Grazie. Mauro Visentin, hai ripreso, è tornata la voce, eccolo qua. Ci dica, allora, innanzitutto abbiamo capito il concetto di prima, insomma un cambio di mentalità, anche da giovanissimi, dicevano la dottoressa Maffeo, perché magari i ragazzi in alternanza scuola-lavoro o alle prime esperienze di lavoro faticano ad avere consapevolezza del rischio di quello che può succedere. Sì, e in effetti bisogna partire dalle scuole, bisogna partire dai momenti di formazione canonica. Dopodiché il PCTO non è lavoro, è apprendimento e in quanto apprendimento nei luoghi di lavoro io devo essere messo nelle condizioni, uno, di non fare lavorazioni o di non stare in situazioni dove ci sono pericoli, dove ci sono rischi elevati, perché questo purtroppo dopo ci porta a le notizie di cronaca che abbiamo purtroppo già visto. E l'altro aspetto è che le aziende devono, come dire, sentirsi in quel momento come un prolungamento della scuola, un prolungamento del percorso formativo, non come dire la scuola vista come un pre-posto di lavoro. Questo è un po' il concetto da provare a smontare. Provare a rimettere al centro appunto la formazione, la conoscenza, la consapevolezza come elementi basilari per poter approcciarsi a fare qualsiasi tipo di lavoro. Dopodiché anch'io sono d'accordo che questo non basta, perché dopo potremmo incrociare il lavoratore super esperto che proprio perché si sente esperto può come dire, cadere nell'errore e anche nell'errore fatale, e allora a quel punto anche la formazione continua può essere un ulteriore elemento che ci permette di aggiornare anche i lavoratori non soltanto sui rischi ma anche sulle nuove competenze, sulle nuove possibilità anche di mettersi in sicurezza, perché è chiaro che se io penso all'edilizia, ad esempio, 30 anni fa c'erano i sacchi di cemento da 50 kg, adesso i sacchi di cemento sono da 25 kg, per cui anche là, come dire, il mondo sta cambiando, è cambiato e i lavoratori devono essere formati proprio per poter approcciare anche alle novità. Ecco Mauro, tra l'altro controlli che devono essere fatti a tutti i livelli, arriva una notizia di fatto eclatante, clamorosa da Padova, perché è stato posto sotto sequestro il cantiere dello stadio Euganeo. Disposte misure interdittive nei confronti di 2 funzionari comunali e 2 imprenditori. Sappiamo che il cantiere è quello per il rifacimento della nuova curva sud dell'Euganeo e la costruzione dei 2 annessi palazzetti dello sport. La Procura della Repubblica
Repubblica a conclusione di un'indagine su disposizione del GIP ha delegato la Guardia di Finanza a eseguire questa ordinanza. Il reato contestato ai 2 imprenditori in concorso è subappalto non autorizzato, per cui davvero c'è un po' di tutto. In effetti è proprio quello che volevo provare a dire prima, purtroppo la tosse mi ha sopraffatto, però adesso provo a riprendere il ragionamento. Guardate, il tema non è se l'azienda è con lavoratori stranieri o con lavoratori italiani, perché comunque alla testa dell'appalto c'è sempre un'impresa storica e del territorio. Il tema è di chi ci si avvale quando si affida un lavoro, un appalto o un subappalto. Se ci si avvale di personaggi competenti, di figure competenti, e qua entra, come dire, a pieno titolo quanto sta scritto nel codice degli appalti, entra soprattutto il tema della congruità, e entra una richiesta che il mondo del lavoro, il mondo sindacale fa da tempo, ovvero sia la questione della patente a punti, cioè di chi in qualche maniera non ha rispettato le regole o ha sbagliato nel suo percorso, ovviamente deve essere penalizzato rispetto a chi invece le regole le rispetta e osserva tutti quanti le disposizioni. Questo ci permetterebbe di avere da una parte la deterrenza e dall'altra parte imprese e lavoratori formati e capaci di lavorare anche in sicurezza. Grazie a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, di essere stato con noi e di aver ribadito quelli che sono i principi della sicurezza sul lavoro. Grazie di essere stato con noi alla dottoressa Angela Maffeo, direttrice dello Spisal di Treviso, e buon lavoro, perché ce n'è tanto purtroppo da portare avanti. Io vi ringrazio nuovamente perché i temi sono davvero tanti. Oggi abbiamo in collegamento, per tornare sulla cronaca, il fatto di cronaca che vi abbiamo dato in apertura, l'incendio devastante di un albergo storico di Lamon, siamo nel Bellunese. Allora do subito la linea alla collega Tiziana Bolognani sul posto con Stefano Bozzi. Sì, buongiorno, lo vedete alle nostre spalle l'albergo Ponte Serra, l'albergo Ponte della Serra, una delle più belle strutture della Val Cismon, senza tema di smentita da questa notte in fiamme, a fuoco, praticamente quasi tutta la struttura, vigili del fuoco presenti in massa non solo dal comando provinciale di Belluno, comunque dalla provincia di Belluno, ma anche dal vicino Trentino, da Casteltesino, dal Primiero. La situazione è particolarmente complicata perché da questa mattina alle 5 si sta lavorando e vedete Stefano vi può mostrare i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme, il rogo che comunque è ancora attivo all'interno della struttura. C'erano 6 persone, 6 ospiti sono stati evacuati nella notte, fortunatamente nessuno si è fatto male. L'ispettore Gasperin del comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno ci ha raggiunto per fare un po' il punto della situazione. Ispettore, qual è? Allora, al momento stiamo smassando il tetto perché è ancora interessato dalle fiamme e sta cadendo all'interno, quindi al momento non sappiamo di preciso dove è partito l'incendio, comunque stiamo valutando le varie possibilità. Quindi è all'interno che la struttura è completamente mangiata, lo possiamo dire in parole povere? Sì, esatto, il tetto sta collassando del tutto e quindi siamo in attesa di questo per capire poi l'evolversi. In quanti state lavorando? Perché vedo che ci sono moltissimi mezzi, quanti siete? Allora sono partenze del comando di Belluno, del comando di Feltre, i volontari del Basso Feltrino e il personale del comando del Trentino, i volontari del Trentino. Quando è che è arrivato l'allarme al 115? Le nostre partenze sono uscite prima delle 5. Quindi è stato un incendio che è accaduto in piena notte? Esatto, noi siamo arrivati sul posto, c'erano già le fiamme sviluppate sul sottotetto che erano molto, molto alte, quindi era già ben esteso.
Avete pensato voi ad evacuare le persone che erano dentro oppure avevano già provveduto da soli in autonomia? No, è stato il proprietario a far evacuare le persone, chiamato da un passante. La lascio al suo lavoro, grazie per la gentilezza, per essere stato con noi, e dunque l'avete visto e l'avete sentito. È un lavoro che sta proseguendo da questa mattina, da ancora prima delle 5, è un lavoro sicuramente importante, faticoso, come ci ha detto l'ispettore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Gasperin. Il tetto continua a bruciare e all'interno la struttura è praticamente distrutta. Non si conosce l'origine di questo rogo violentissimo, di questo incendio. Sappiamo che c'è una, come dire, una coincidenza, una casualità, un ricordo anche di un medesimo disastro che ha colpito, che colpì negli anni passati la famiglia di David, che è il proprietario dell'albergo Ponte della Serra. Allora alla Monna andò a fuoco l'abitazione di famiglia e una donna perse la vita dopo giorni di sofferenze, ricoverata all'ospedale di Verona. Per il momento da Ponte Serra è tutto e vi restituisco la linea. Grazie anche a Tiziana Bolognani, davvero operativi, super operativi oggi i nostri colleghi in tutto il territorio. Prima di presentarvi la prossima ospite, il prossimo tema, vi faccio presente, vi sottopongo il sondaggio di questa giornata che poi riproporremo anche ai telegiornali e di cui si discuterà a Focus. Eccolo qua: profughi, stop alle navi delle ONG, è la linea giusta secondo voi? 0422 1626 691 per rispondere di sì, 0422 1626 690 invece per dire di no. Poi l'esito come sempre nel corso di Ring. Eccoci qua di nuovo in studio, saluto e ringrazio, buongiorno. Paola Volpato, artista, autrice e curatrice di una importantissima mostra che si sta svolgendo a Palazzo dei 300 a Treviso e che ha un titolo che dice tutto: femminicidio. Allora, io ieri sera tra l'altro sono stata a vederla e a fare anche delle riprese naturalmente di questa mostra e mi ha molto impressionata. Adesso dalla regia ci faranno vedere qualche immagine appena introdurremo il tema, perché parliamo di ritratti di donne vittime di femminicidio, quindi uccise da compagni, mariti, fidanzati, ex, quello che è. Tra l'altro ho visto che c'è una sezione in questo impressionante elenco, perché nella brochure c'è non sono solo i volti, ci sono i nomi, le circostanze, no? Sì. E c'è una sezione anche per i matricidi, vero? Ecco. Sì. Poi ci sono dei tasselli neri che vedremo, quelli di cui non è riuscita a ricostruire probabilmente i volti, ma che fanno questo terribile numero di donne, alcune addirittura ragazzine, altre anziane. Così. Come le è venuta l'idea di questo omaggio? Allora, è una domanda è una domanda che mi fanno spesso. Come mi è venuta l'idea? Mi è venuta proprio d'istinto, d'impulso, perché sono stata coinvolta all'inizio, quando facevano i primi flash mob a Venezia, maestri mi avevano chiesto di girare le riprese, eccetera, e quindi ho partecipato molto dall'interno a questa cosa. Dopodiché c'è stato uno spettacolo della Serena Dandini al Toniolo, Ferite a morte, e lì veramente ho capito che dovevo fare qualcosa, ma l'ho sentito in modo veramente molto profondo e deciso, solo che poi sono stata un po' in attesa perché volevo capire come fare, se potevo entrare nell'intimità delle persone che erano state uccise. C'era un rapporto anche di privacy, diciamo, in un certo senso, però poi man mano, siccome la cosa continuavo a pensarla, avevo proprio già decisa dentro di me, ho iniziato appunto a organizzare tutto questo lavoro. Dal 2015 ho fatto i ritratti delle donne raccogliendo tutti i dati, le varie fonti. Man mano che si va avanti in ogni cosa succede, diventa sempre un po' più complicato, perché le fonti non sono omogenee, sono diverse, ci sono criteri diversi di raccogliere i dati, non trovi le immagini. Moltissime donne di moltissime donne non si sa il perché sono morte, quindi non compaiono nelle liste.
emergono magari molto dopo e inoltre non di tutte si hanno poi le immagini del loro volto, infatti un 20-25% non abbiamo nessuna foto del loro volto, non si trova. Esatto. Io allora, uso le immagini che trovo in internet perché sono pubblicate, pubbliche, e quindi le posso usare. E infatti, ecco, qui abbiamo visto proprio in un istante la foto della pastora, chiamiamola così, etiope, uccisa in Trentino Alto Adige, mi pare. Prima avevamo visto le 2 donne morte bruciate nell'incendio di Castagnole di Paese. Questo è un altro caso importante di cronaca, se ricordo bene, marito che mandò un killer a casa, può essere, per uccidere la moglie. Ecco, ieri cercavo di intuire appunto i volti al di là della lista. Senta, queste donne che hanno degli sguardi molto intensi sorridono, per quale motivo? Perché io non ho voluto far vedere la loro non ho voluto far vedere il loro aspetto, come le hanno ridotte. Volevo ribadire il loro orgoglio di donne, la loro dignità di persone. Questo è centrale per me, cioè far vedere la forza vitale, la bellezza che c'è in ognuna di loro. E quindi questo sia per rispetto, ma anche perché io le vedo veramente così, è come se fosse ancora più forte la violenza che viene fatta ad una persona che invece è così piena di speranza, perché sono anche molto, secondo me, molto piene di speranza queste persone che guardano. Probabilmente chi le fotografa è stato quello che le ha uccise, no? È un cortocircuito tremendo se ci si pensa, perché spesso sorridono proprio alle persone con cui loro stanno, no? Con cui stanno, quindi è molto forte questo contrasto tra loro che guardano e chi le guarda, dal punto di vista, ecco. E poi rispetto a noi c'è un rapporto che si crea, no? In questo modo molto semplice, molto diretto e contemporaneamente molto drammatico, perché sai che non ci sono più. Questa mostra nasce da una collaborazione con il Comune di Treviso, con la Commissione Pari Opportunità, che devo dire, insomma, ha delle belle rappresentanti proprio a Treviso, sempre attive su questo fronte, nel mese in cui si parla anche di violenza contro le donne, che è il mese di novembre. Proprio lì sul posto, e questo dà anche l'idea, insomma, del suo attivismo, ho incontrato Valeria Zagolin, che è la presidente della Commissione Pari Opportunità di Treviso, che tra l'altro in alcune ore del giorno si occupa anche proprio della gestione della mostra, proprio la dimostrazione che è un volontariato anche concreto, non solo a parole. E ho raccolto anche la sua impressione sulla mostra, che chiedo ad Alessandro Granziera e a Francesco Ceroni regia di proporci. Crediamo che sia di un impatto molto forte. Purtroppo di femminicidi, di violenza femminile si parla molto, ci sono tanti numeri che vengono dati. Abbiamo pensato che effettivamente il fatto di mostrare le espressioni, il sorriso, la gioia di queste donne che non ci sono più, possa essere di impatto per far prendere coscienza di questo problema. Che reazioni ha notato in chi viene a vedere, a visitare questa esposizione? Devo dire, mi sembra che l'impatto sia molto forte, proprio perché questa raccolta infinita di immagini dà una conoscenza del fenomeno diversa da quello che possono fare i singoli articoli, i singoli interventi. Quindi ho visto delle persone che hanno preso coscienza di questa realtà. La prima sensazione è proprio il colpo d'occhio di così grande numero di donne uccise. Sì, queste sono appunto anno per anno l'artista è stata bravissima, ha tenuto conto, e dove ha potuto le ha riprodotte, dove non è riuscita a trovare fotografie ha inserito appunto dei rettangoli neri per mantenere però purtroppo la costanza del numero di questo fenomeno. Lei, Valeria, che ha alle spalle una lunga esperienza a favore delle donne, per l'emancipazione delle donne anche nella nostra società trevigiana, con che sentimento vive un'esposizione di questo genere? Devo dire che lo si vive in parte con senso di impotenza, perché
Purtroppo la cultura rispetto alla condizione della donna è ancora molto arretrata. Io penso per esempio, e lo dico sempre, rispetto anche al tema della violenza, ci sono molti uomini ma anche molte donne che si tirano fuori dal problema, pensano che non riguardi loro, pensano che non vogliono approcciarsi al problema, mentre invece secondo me è una tematica che dovrebbe essere affrontata e approfondita veramente da tutti. Così Valeria Zagolini. Allora Paola, a chi parlano i volti di queste donne che lei ha ritratto? Parlano a tutti. Questo era il mio intento, cioè non volevo fare una cosa complicata e anche una cosa che fosse proprio aperta alla realtà, cioè così com'è la realtà. Credo che mettendo in fila tutte queste cose in modo molto realistico, in modo molto umano, no? Molto semplice, sia molto immediata la comunicazione che ne esce. Cioè non amo moltissimo l'esibizione di sangue, le cose retoriche, le cose forse a volte si vede troppo, no? Questo aspetto dell'esibizione della violenza. Invece credo che sia molto importante vedere, diciamo, la sequenza proprio delle persone che non ci sono più. Questo è sufficiente per illuminare come stanno le cose e per non creare facili, troppo una sensibilità, istintive, sì, ma anche tanto sentimentalismo, eccetera. Certo. No, non il sentimento. Guarda la realtà come sta, questa è la realtà e quindi questa realtà non puoi dire niente, devi sapere che è così e quindi agire di conseguenza. C'è qualcuno che dice nella presentazione che appunto chi ha potere non lo dà senza una lotta, no? In effetti il femminismo è stata una lotta indolore, diciamo indolore, senza sangue, senza guerre, e sta cercando piano piano di cambiare questo tipo di approccio su rapporti di forza, perché secondo me la cosa interessante delle donne, di questo tema, no? Che è sempre stato visto un po' come periferico e residuale, invece è che mette proprio in centro il problema del conflitto tra chi ha potere e chi non ce l'ha. E le donne che non ce l'hanno, che non lo avevano, credo che debbano portare un nuovo tipo di rapporti tra le persone, di valori, che non sono basati su questo, ma che sono basati sul confronto, su un altro anche forse tipo di società, magari che potessimo arrivare a far governare un po' di più le donne, con la loro capacità anche di agire sul più debole, di occuparsi di questa parte, come con i figli. Non è che tu vai a privilegiare chi è più forte, ma cerchi di aiutare proprio magari quello che ha più bisogno, no? Cioè di sostenere questo. Beh, il nostro paese è arrivato ad avere per la prima volta una Presidente del Consiglio donna, sì. Insomma, e credo che abbiamo delle aspettative anche in questo senso, naturalmente come cittadini. Senta, questa arte come impegno civile, da dove nasce questa sua vocazione anche all'impegno civile e dove porterà ulteriormente, perché ci saranno senza dubbio altre tappe, altri momenti? Sì, ci sono due temi, diciamo, che a me interessano particolarmente, che sono il tema della natura, fin dall'inizio di quando ho cominciato a lavorare nell'84-85, fin dopo l'Accademia, ma della natura e delle donne, cioè perché sono temi secondo me vitali, proprio vitali, sono la vita. Quindi questi sono stati sempre i miei focus. Ho fatto delle mostre, adesso l'ultima annuale sul Natura Vicina, che riguardava proprio il modo di disboscare tutte le rive del fiume Marzenego, di distruggere e di costruire dappertutto, coprendo tutta la campagna. E una violenza, diciamo, che è un po' fatta sulla terra, che secondo me non è dissimile da quella che viene fatta sulle persone più fragili, perché se si avesse rispetto della natura, della vita, sarebbero rispettati tutti, no? È molto collegato, adesso è difficile spiegare in poche parole. Sì, è paradossale, no? Il fatto che quelle che sono le fonti della vita vengano così poco rispettate. Così poco rispettate. Lei ha in serbo anche un'altra esposizione, diceva prima Mestre. Sì, dunque io questa mostra qui, questo lavoro qui l'ho fatto proprio perché venisse visto
in modo fino a più quando possibile. è visitabile? Questo fino al sabato prossimo a Treviso, al Palazzo dei 300, tutto il giorno di sabato prossimo, è aperto tutti i pomeriggi e quindi fino alle 19, dalle 16 alle 19. Questo tipo di lavoro riesce a strutturarsi in vari spazi anche diversi, no? Per cui adesso questo è stato portato in questo modo, ci si è formata questa grande chiocciola, no? Che dà il senso dell'infinito, quasi come una sezione aurea che gira intorno a se stessa, no? In cui c'è proprio questo andare dentro e tornare fuori con un moto perpetuo in qualche modo, che speriamo che non sia così in futuro. E invece, per esempio, a Venezia, al Forte Mezzacapo, invece farò un'installazione video in cui metterò vari pannelli dove verranno proiettati tutti i volti delle donne e ci saranno anche delle lastre sonore all'interno, che è una cosa nuovissima che non ho ancora, che porto per la prima volta al Forte Mezzacapo di Venezia Zellarino. Poi ci sarà una proiezione all'M9 tutto il giorno del 25 all'interno del cortile, dove verranno appunto mostrati tutti i volti con i nomi, in questo caso, ecco perché io faccio molti video proprio per la diffusione di questa cosa, che sono anche su YouTube, col mio nome si trovano, dove metto appunto le persone in ordine cronologico, le donne che vengono uccise e dove sono state uccise, come si chiamano, quanti anni e le modalità. Quindi certo, è un percorso, è una documentazione molto precisa. Sì. Certamente. Allora Paola, noi dobbiamo chiudere, ma riprenderemo questo tema anche con lei nei telegiornali, perché è importante che più persone possibili davvero visitino questa mostra che, lo confermo insomma per esserci stata ieri, di grande impatto. E grazie per il lavoro che fa, perché è importante tenere alta l'attenzione. Abbiamo parlato la scorsa mezz'ora di sicurezza sul lavoro, parliamo di violenza sulle donne, insomma sono temi per la tutela delle persone che sono fondamentali. Prima di chiudere io vi ricordo che questa sera dalle 21:15 torna l'appuntamento naturalmente con Focus, e ospiti del nostro Ferdinando Avarino saranno Alessandro Manera della Lega, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Fabio Bui del PD, Sara Moretto di Italia Viva, e poi dalle 22:10 Adriana Ciobanu, la mamma di Miriam, la ragazza di 22 anni morta a Pieve del Grappa. Dalle 22:25 Paola De Micheli, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Io ringrazio Paola Volpato di essere stata con noi, davvero le siamo molto grati di essere stata con noi. Tra poco le previsioni del tempo, un momento di pubblicità, non perdetevi naturalmente lo spazio di approfondimento seguente con i professionisti dell'ULSS 2. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Tempo ancora buono sul nostro territorio, anche se la pressione atmosferica torna a diminuire. Il dettaglio di martedì 8 novembre. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Avremo maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Tuttavia nelle ore più fredde saranno possibili foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni, minime tra 0 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in genere poco nuvoloso per velature progressivamente più estese. In serata ulteriore aumento della nuvolosità. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime intorno ai 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui con nubi alte, a tratti estese e marcata escursione termica. Avremo temperature minime infatti intorno a 0-3 gradi, massime infine intorno ai 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.